Veneto Agricoltura a Rosolina, in provincia di Rovigo. Oggi giornata più da mare, devo dire, che non da campo, intendendo dire qui noi stiamo presentando in questo centro, che è un centro di eccellenza per l'orticoltura e la floricoltura su base nazionale, però ecco un fiore all'occhiello di Veneto Agricoltura. Qua presentiamo appunto quello che è lo scenario dell'irrigazione di precisione per il settore orticolo in particolare. La mattina, se ricordate, con Lorenzo Benvenuti e con Franco Tosini, il dottor Lorenzo Benvenuti che ci segue come consulente per queste attività, e Franco Tosini che è il responsabile del Centro Po di Tramontana di Veneto Agricoltura, abbiamo visto tutta una serie di possibilità che il mondo imprenditoriale, che le ditte offrono all'agricoltura per poter utilizzare l'acqua in maniera sempre più sostenibile, intelligente, meno dispendiosa. Ecco, se ricordate qui, magari non so se in questo momento, forse no, la regia non riesce a farci vedere il totalone della realtà, ma non importa, dopo ve lo facciamo vedere. Ecco, qui abbiamo una trentina di postazioni di ditte che hanno la possibilità, mostrano la loro attività. Tenete conto che domani, per chi volesse, domani qui al Centro Po di Tramontana di Rosolina di Veneto Agricoltura c'è una giornata aperta, quindi tutto quello che oggi noi vi stiamo mostrando via streaming per coloro che per mille motivi, anche Covid, capiamo, non possono venire, domani volessero possono affluire. Ci saranno visite cadenzate, gruppi da 20 più o meno, visite guidate, potranno ovviamente interfacciarsi con i nostri tecnici, con i nostri colleghi, per capire appunto qual è, come posso dire, la frontiera, mettiamo così, dell'irrigazione di precisione. Tenete conto che questa è anche un'attività formativa di Veneto Agricoltura. In questo momento su Zoom sono collegate sinceramente non so quante persone, ma un numero di corsisti che segue queste attività, che sono attività formative, quindi salutiamo anche loro, e Gado Cavenago che sta facendo da capo Zoom, non so come dirle in questi casi. Ecco, la squadra che abbiamo messo in piedi è una squadra secondo noi significativa, perché qui abbiamo una diretta streaming e quindi abbiamo in regia Massimo Artusi, abbiamo la telecamera Giuseppe Vassallo, abbiamo Renzo Micheletto di Veneto Agricoltura che sta seguendo per l'ufficio stampa tutta l'attività, abbiamo Franco Tosini che vi abbiamo già nominato, che appunto a cui adesso passerò la linea per vi spiegherà alcune cose, abbiamo Stefano Barbieri che segue l'attività formativa e tutto questa organizzazione che abbiamo messo in piedi. Ovviamente c'è anche Michele Giannini che è il capo supremo di tutta questa realtà, chiamiamola di approfondimento tecnico, quindi qui abbiamo un impegno grosso che Veneto Agricoltura ha posto per cercare di dare informazione, divulgazione, trasferimento della conoscenza, e chi più ne ha più ne metta. Detto questo, come sono le 14:04, avevamo detto 5 minuti di introduzione, ho fatto 5 minuti di introduzione e quindi passo la linea subito a Franco Tosini, che in questo momento ci presenterà alcune prove sperimentali sul pomodoro, peraltro una coltura che in questo periodo va ovviamente benissimo, importantissima. Vai Franco. Eccoci qua, buongiorno a tutti, collegati via Zoom e via Facebook. Siamo qua in mezzo alle serre del Centro Po di Tramontana. Questa mattina abbiamo visto tutte le prove sul piano campo, abbiamo visto le ditte cosa hanno portato di bello e di tecnologico parlando dell'acqua. Adesso ci addentriamo alle prove sperimentali in serra. Come ha detto il collega Mimo Vito, parleremo inizialmente di pomodoro, in questo caso pomodoro cuore di bue, tipologia albenga e tipologia veneta, in coltivazione biologico. In realtà sono due le prove di questa tipologia, una su un tunnel in cui seguiamo la coltivazione integrata, in questa coltivazione rigorosamente biologica, per vedere le 30 varietà in coltivazione, pregi e difetti, quale varietà potrebbe addirittura andare meglio in coltivazione biologica rispetto all'integrato, perché magari ha delle tolleranze e resistenze superiori, per cui con i mezzi tecnici registrati in agricoltura biologica possiamo arrivare comunque ad una produzione più che buona. Se vedete qui alla mia destra e alla mia sinistra ci sono diverse varietà
varietà, come vi dicevo. Questa è la tipologia cuori di bue albenga. Se il cameraman può far vedere, si vedono anche delle colorazioni diverse dal rosso, abbiamo una colorazione rosa, quindi vuol dire oltre che tipologie diverse anche colorazioni diverse, colorazione che ricorda un po' più il passato, quindi un po' il gusto del pomodoro retro, vintage se vogliamo. La difesa, come dicevo, è rigorosamente biologica. Qui ho fatto veramente pochissimo. Ho fatto un nematocida registrato a base di un batterio, il Paecilomyces lilacinus, e ho fatto del rame. Ho distribuito, lanciato, il termine giusto, Macrolophus caliginosus, che è un rincote che va a predare la moschina, la mosca bianca, che è particolarmente deleteria nel periodo estivo. Ho messo 2 arnie di bombi, un'arnia 6 settimane fa e un'altra fresca, perché di solito i bombi durano circa 6 settimane, e quindi l'ho sostituita con un'altra di materiale nuovo, materiale giovane, che può facilitarmi la fecondazione, l'impollinazione e quindi nuovi pomodori. Differenze tra la coltivazione biologica ed integrato sempre spinto, quindi con lancio di insetti e di pronobi, è che quella biologica è una pianta leggermente più generativa, quindi ha legato un po' prima ed è un po' più precoce. Infatti siamo già alla seconda settimana di raccolta e con circa, su alcune varietà, soprattutto i testimoni di riferimento, già a 2 kg di prodotto commerciabile a metro quadrato. L'integrato è un po' più una pianta più vigorosa, una pianta meno in questa fase generativa, ma sta legando, o meglio sta portando dei frutti con una pezzatura maggiore. È ovvio, perché comunque come concimi registrati in agricoltura biologica abbiamo soltanto idrolizzati proteici e borlande. Stiamo quindi seguendo, seguiteci, eventualmente più avanti chi vuole può fissare un appuntamento a venirmi a trovare e dirò alcuni dettagli non solo produttivi in termini numerici, in termini di quantità metro quadrato, ma anche qualitativi e di difesa. Detto questo, continuiamo con il pomodoro. Passiamo a una tipologia che negli ultimi anni sta avendo un successo enorme. Passiamo a un pomodoro con una tipologia di frutto più piccolo, detto midi plum, ha preso anche il nome da una varietà, il Piccadilly, perché è definiamolo, un frutto dai 30 ai 60 grammi di pezzatura, quindi un frutto rispetto al datterino classico che tutti credo conosciate, soprattutto le signorine, sono più ai giovani, gradiscono per pomodoro molto dolce. Il Piccadilly o il midi plum è un prodotto sostanzialmente abbastanza dolce, non come il datterino, dà più soddisfazione perché ha una pezzatura più grossa, è un prodotto, è una pianta molto più vigorosa. Se vedete la differenza tra la pianta in estate e la pianta franca, abbiamo 16 cultivar in coltivazione, ma abbiamo materiali nuovi, il Dominus dell'Easy Sementi, che ha la doppia resistenza al tomato spot. Vedete, questa è la forma classica, ovviamente è una raccolta che viene fatta a grappolo, quindi quando tutto il grappolo è a colorazione rossa. È stata fatta la sfogliatura non solo per vedere, per facilitare anche la raccolta, ma perché la pianta era troppo vigorosa, quindi per passarla più alla alla fase generativa e quindi alla legagione, si facilita, si va a sfogliare, oltre a facilitare anche la reazione della pianta stessa, perché l'ammassare delle piante vecchie che poi iniziano a ricciarsi, iniziano ovviamente a perdere decolorazione, perché la pianta chiude un attimo i rubinetti per agevolare la legagione nella parte alta, non ha più senso tenerle. Quindi vedete una pianta ben vigorosa, una pianta a 2 teste, una pianta innestata a 2 teste, una pianta franca di piede, un'unica testa. Anche in questo caso 2 parole sulla coltivazione: integrato spinto. Quindi bombi per facilitare l'impollinazione, Macrolophus caliginosus, in questo caso è stato fatto un ematocida fungicida a 2 interventi, un propamocaro e fosetile alluminio, non è stato fatto altro, si monitora. Ogni giorno i tecnici vengono a monitorare lo stato di salute e lo stato di irrigazione.
apro e chiudo la parentesi in tema di giornate dedicate all'irrigazione, doppia manichetta per facilitare l'apporto di irrigazione, baulatura, sempre per facilitare eventuale sgrondo di acqua in eccesso, e senza pacciamatura, che poi riprenderò nella prossima serra. Continuiamo, usciamo da questa serra, continuiamo nella successiva, e in questo caso è una prova ad hoc per la giornata a tema, e quindi una prova dedicata all'irrigazione sul pomodoro a grappolo, unica varietà, dove si vanno a testare due fattori: la baulatura non pacciamata, la baulatura pacciamata. In questo caso, per vedere bene l'effetto pacciamante, la pacciamatura è di polietilene. Il prossimo anno vorrei provare il Matter B, quindi biodegradabile, quindi maggior sostenibilità, un materiale però bianco-nero, e poi vi dico perché bianco-nero, microforato e quindi traspirante. Prego al cameraman. E fai vedere questa parte del tunnel dove abbiamo il pomodoro a grappolo, è un sonico innestato su Ambassador della Rixvan, un prodotto molto performante che allega, un prodotto con bacca di calibro all'incirca 130 grammi, in confronto con la parte mia di sinistra dove abbiamo proprio il telo pacciamante, doppia manichetta come nell'altra serra. Se vedete c'è un effetto bordo, ma l'effetto bordo da cosa è dovuto? È dovuto al fatto che la mattina il sole, seppur le aperture sono coperte da una rete, diciamo, antinsetto nero, quindi ombreggiante, il sole entra, picchia nel polietilene nero, riscalda troppo la baulatura e l'apparato radicale e la pianta mi va in stress. La prossima settimana cercheremo di ovviare a questo sistema con un tinteggiante bianco per ridurre la temperatura. È per quello che il prossimo anno voglio testare il Matter B bianco-nero microforante, traspirante, perché tra l'altro il terreno di Podi Tramontana è un terreno medio impasto, sciolto ma limoso, la cui problematica particolare è si compatta facilmente, quindi compattandosi va a creare un'asfissia all'apparato radicale. Quello che sto vedendo ovviamente viene monitorato giorno per giorno la quantità di acqua che va data nella parte non pacciamata dalla parte pacciamata. Vi posso già dire che l'affrancamento di questa parte è avvenuta molto più velocemente, perché si parla di un trapianto di fine marzo, quindi temperature fresche, la pacciamatura riscaldava, ha dato quella precocità. In più ho dato almeno la metà dell'acqua di questa parte, quindi massima efficienza dell'acqua, però bisogna vedere alla fine. Considerate che questa coltura arriverà grosso modo fino a metà di agosto e lì si conteranno, oltre alla produzione, i litri di acqua che sono stati consumati. È quella la particolarità ed è il filo conduttore di tutta la mattinata. Altre cose che sono state messe allo studio, se prego il cameraman di far vedere questo substrato, viene definito così volgarmente, ma si riesce a capire, è un sistema di suolo migliorante. Cosa vuol dire? È un sistema ibrido tra il fuorisuolo che abbiamo visto questa mattina e il terreno. Cosa vuol dire? Siamo partiti a lastre di fibra di cocco disidratate, quindi dure, abbiamo creato un piccolo solco sopra la baulatura, l'abbiamo appoggiata, prima del trapianto l'abbiamo reidratata, si parla da 3 cm diventato praticamente all'incirca una quindicina, sia in altezza e in lunghezza è diventato circa 10 cm in più, quindi da 1 metro è diventato 1,10 m, e poi abbiamo trapiantato lì. Qual è lo scopo? Ovviamente questo è stato messo anche su questa prosa, però pacciamata. Lo scopo è quello di capire, la ditta che ce l'ha dato, ce l'ha fornito Agrochimica, in Almeria viene fatto, praticamente si dice, mi è stato detto che con questo sistema la pianta dovrebbe velocizzare l'affrancamento, centellinando l'irrigazione dovrebbe far sviluppare l'apparato radicale solo in questa, diciamo, spessore, e quindi anche svincolarsi da eventuali problematiche legate al terreno. In questa fase grosse differenze non le ho visto, se non nel quantitativo di acqua maggiore in questa parte. Vedremo alla fine quando faremo le somme e capire le differenze che ci stanno. Chiudiamo con questo tipo di prova e io direi di passare quelle alle serre di fronte. Prego Lorenzo.
No, qualche curiosità. Oggi al pomeriggio faccio da pubblico. Irrigazione o fertiligazione? Bravissimo Lorenzo, è fertiligazione perché in questo caso, considerate 6 giorni, 7 giorni a settimana, di solito faccio 2 fertiligazioni alla settimana monitorando la coltura. Fertiligazione, utilizzo la soluzione nutritiva che utilizzo nel fuorisuolo, quindi con concimi semplici, doppia vasca e ovviamente acidificata. Quindi come dice Lorenzo, se riesco a ridurre la quantità di acqua, riesco anche a ridurre la quantità di concime. Meno acqua, meno concime, meno impatto ambientale, meno costi per l'agricoltore. Lo si fa anche nel biologico, però con prodotti registrati in agricoltura biologica, quindi parliamo di Borlande, parliamo di idrolizzati proteici. Detto questo, io passerei a un'altra cultura, in questo caso passiamo al peperone. Il peperone giallo-rosso, mezzo lungo, classica coltura fatta soprattutto nel veronese, ovviamente anche nel veneziano, cavallino e bibbione, una coltura che negli ultimi anni ha avuto grossi problemi, cimice per primo, cimice asiatica, anch'io lo scorso anno ho combattuto in materia diciamo con forze impari perché sul biologico stavamo facendo un bel lavoro di lancio di insetti, poi è arrivata la cimice e un po' ha rotto un po' diciamo, posso dire, le scatole. In questo caso non siamo in coltivazione biologica, siamo in una prova varietale, come vedete qui ci sono le varietà di rosso e di giallo, ci sono la doppia ripetizione, parliamo di 16 cultivar, rosso e giallo, qui siamo proprio all'inizio, se vedete si vedono i frutti a calibro pronto da raccogliere come verde, volevo aspettare e vedere appunto la colorazione. Qui se vedete l'alto e il basso non è dovuta alla coltivazione sbagliata, è dovuta proprio alla differenza di altezze determinate dalle cultivar. Ho un piccolo problemino su 2 varietà determinato dalle formiche, però diciamo è tutto abbastanza gestibile. Inoltre le 2 ripetizioni si fanno anche per quello. Qui abbiamo anche qui integrato spinto, cosa vuol dire? Che abbiamo lanciato gli insetti, parliamo di Orius levigatus per i tripidi, parliamo di Aphidius colemani e Crisoperna callea per gli afidi, Swirsky per la mosca bianca, e continuamente l'importanza della coltivazione in biologico come dell'integrato è monitorare la coltura, andare a controllare il terreno ma anche lo stato fitosanitario.